Buonasera e ben ritrovati con le informazioni di Telefriuli. In apertura del nostro telegiornale la politica. Nel corso di una conferenza stampa Azione e Italia Viva dicono no a Fontanini e sì a De Toni in una ipotetica coalizione anche di centrodestra. Insomma, si scaldano i motori in vista delle prossime elezioni regionali e comunali. Primo servizio della giornata. Nel momento che il centrodestra candida De Toni, noi lo sosteniamo. Una mossa che spiazza tutti e rischia di mandare in confusione entrambe le coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Il coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato, lancia il primo grande nome nella corsa elettorale del comune di Udine. È l'ex rettore Alberto Felice De Toni, corteggiato per lungo tempo dal centrosinistra, non ignorato nemmeno dal centrodestra. Il nome viene fatto nel corso della conferenza stampa per fare un bilancio delle elezioni nazionali e il terzo polo lo fa proprio come a lanciare un messaggio: noi saremo l'ago della bilancia. Se ci fosse una candidatura di un profilo alto, civico, noi lo sosteniamo a prescindere. Nessuna preclusione nemmeno al centrodestra, purché il candidato non sia Pietro Fontanini. Fontanini è stato bocciato dagli udinesi e ci sembra sbagliato rimetterlo in campo. E che il terzo polo flirti con il centrodestra lo si evince anche da queste parole. Noi siamo per ragionare con tutti, aperti al dialogo con tutti, ma soprattutto aperti e interessati a costruire una coalizione che possa veramente dare una mano a questa regione a ripartire. Il nostro giudizio su Massimiliano Federica non è un giudizio negativo, lo dico con chiarezza perché lo penso con chiarezza. L'economia, le forniture di gas russo all'Italia attraverso il Tarvisio saranno oggi a zero. A comunicarlo Eleni sul proprio sito. Gazprom ha comunicato, dice Eni, che non è in grado di confermare i volumi di gas richiesti per oggi, considerato che non è possibile fornire gas attraverso l'Austria. Eni darà aggiornamenti in caso in cui le forniture siano ristabilite. Record di assunzioni in regione nel primo semestre dell'anno, i nuovi contratti sono 86.000, numero che supera i livelli pre-Covid. Crescono però anche le dimissioni dei lavoratori che riguardano il 75% di tutte le cessazioni contrattuali. Servizio. Nei primi 6 mesi dell'anno in Friuli Venezia Giulia c'è stato un vero e proprio record di assunzioni che hanno superato anche i livelli pre-Covid. Lo dice una ricerca dell'IRES su dati INPS. Da gennaio a giugno in regione il settore privato, lavoratori domestici e agricoli esclusi, ha assunto 86.000 persone, 18.600 in più rispetto al primo semestre 2021 e 7.000 in più rispetto al 2019. La crescita ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, ma è stata particolarmente accentuata per i rapporti a tempo indeterminato, il 50% in più rispetto al primo semestre del 2021. In termini percentuali, il territorio più fortunato è quello triestino, più 39%, seguito dall'ex provincia di Udine, più 29%, e dal Friuli Occidentale, più 20%. Fanalino di coda l'Isontino, più 18,9%, ma qui oltre la metà dei nuovi contratti sottoscritti è a tempo indeterminato. Crescono però anche le dimissioni dei lavoratori. Nei primi 6 mesi del 2022 hanno toccato quota 68.000 contro le 49.000 dell'anno scorso, quasi il 40% in più. Si tratta del 75% delle cessazioni complessive. Il record spetta al Pordenonese. Qui la percentuale sale a quota 80, il quarto dato più alto in Italia dopo Treviso, Vicenza e Belluno. Cronaca è di 9 persone indagate all'esito delle perquisizioni emesse dalla Procura della Repubblica di Udine a carico di oltre 80 detenuti nella casa circondariale di Tolmezzo al fine di accertarne l'illecita disponibilità di telefoni cellulari. L'attività condotta dai carabinieri della compagnia di Tolmezzo proviene da una indagine iniziata nel settembre 2021 con il rinvenimento di cellulari con intestazioni fittizie nella disponibilità di alcuni detenuti. Le indagini seguenti si sono estese anche in altre 8 strutture carcerarie sul territorio nazionale. Complessivamente sono stati rinvenuti e sequestrati 8 telefoni cellulari, 3 dei quali proprio a Tolmezzo. Negli ultimi 2 mesi del 2021 con il suo furgone non aveva pagato 65 volte il pedaggio ai caselli autostradali di tutta Italia, maturando un debito di 5.200 euro. L'uomo, cittadino straniero, è stato individuato da una pattuglia in borghese della squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polstrada di Trieste durante un posto di controllo al confine di Fernetti. Il conducente, informato delle conseguenze penali della sua condotta, ha chiesto di poter estinguere il debito accumulato, avviando così la relativa pratica con gli addetti al servizio di esazione della società Autostrade per l'Italia.
Voltiamo pagina, si è aperta oggi l'edizione numero 69 della Casa Moderna, più di 120 gli espositori. Daniele Paroni. Tutte le soluzioni per la casa, bene primario e preferito dai friulani, è quello che offre Casa Moderna, il cui taglio del nastro è venuto questa mattina al quartiere fieristico di Torreano di Martignacco. Padiglione parzialmente occupati vista l'operatività del centro vaccinale, 200 i marchi e 163 i settori in vetrina. Sinceramente è la mia prima Casa Moderna, quindi il primo sentimento che posso avere è un po' di tensione. Comprenderete, è la prima Casa Moderna, come giustamente dicevi tu, senza restrizioni Covid, e questo è un impegno molto importante, perché Casa Moderna è la fiera di punta di Udine Gorizia Fiere e quindi iniziare con questa Casa Moderna è per me un qualcosa di veramente così particolare. Qual è il viaggio che fa il visitatore tipo di Casa Moderna? Beh, sicuramente cerca immediatamente ciò che ha nel cuore, ciò che desidera acquisire come dato e come tipologia di arredamento. E poi, secondo me, si fa incuriosire da tutto ciò che effettivamente non aveva preso in considerazione. Dopo anni difficili, dopo anni legati alla pandemia, si aprono nuovi scenari che fanno anche forza con la collaborazione con la Fiera di Pordenone. Sono certa che questi rapporti potranno portare dei vantaggi per i nostri espositori e quindi anche perché Casa Moderna e la Fiera di Udine siano un trampolino di lancio di tante realtà imprenditoriali. Cerimonia di consegna degli attestati di abilitazione alla compilazione delle schede di agibilità e danno dell'emergenza sismica. La consegna di attestati è arrivata a conclusione di un corso rivolto agli ordini professionali. Sentiamo il vicepresidente della Regione Riccardi. È un attestato importante perché consente al sistema professionale di avere un'ulteriore competenza rispetto alla individuazione dei profili di rischio degli edifici. Un'iniziativa voluta dal sistema di protezione civile che si inserisce in un contesto che riguarda gli aspetti che riguardano l'attività di prevenzione ed evidentemente anche la conoscenza delle sostenibilità statiche delle strutture anche per quanto riguarda le fasi successive agli eventuali eventi, tenendo conto che ai profili di rischio bisogna fare attenzione e che ai profili di rischio bisogna lavorare e formarsi nei momenti, come sono stati definiti, momenti di pace nei quali gli eventi non ci sono, ma questo non significa che non bisogna continuare a studiare per credere di trovare sempre migliori soluzioni per la sicurezza delle persone. Andiamo ora a Faedis, dove è stato inaugurato il nuovo plesso scolastico, oggetto di ristrutturazioni antisismiche ed efficientamento energetico. Pensate che le scuole erano state donate dallo Stato americano nel 1979 in seguito al sisma. Sentiamo. Per la comunità di Faedis è una giornata storica. Il 13 agosto del 1979 è stato inaugurato il plesso scolastico di Faedis, della scuola di Faedis, donate dallo Stato americano dopo il terremoto del 1976. Oggi, 1° ottobre 2022, inauguriamo di nuovo il plesso scolastico dopo aver fatto una serie di lavori sotto l'aspetto strutturale e sotto l'aspetto dell'efficientamento energetico molto importanti, lavori che hanno avuto un costo finora di 3.500.000 euro, finanziamenti arrivati dalla Comunità Europea per un 30% e da un 16% dal Ministero delle Infrastrutture e da un 43% da parte delle casse comunali. Una scuola multifunzione, una scuola per il futuro dei nostri cittadini. Andiamo adesso a Pradamano, esattamente a Lovaria, dove è stato inaugurato il nuovo centro di riuso che servirà a stoccare mobili, oggettistica, libri, CD, attrezzature sportive, biciclette e giocattoli in buono stato e funzionanti che meritano una seconda e terza vita.
Assessore, dietro di lei c'è un bel magazzino, verrà riempito nei prossimi mesi con cosa? Si chiama Centro di Riuso, è una struttura che l'amministrazione ha inaugurato nella giornata di oggi e che si occuperà di raccogliere i rifiuti che non sono arrivati a fine vita e che possono essere riutilizzati. Potremo raccogliere ad esempio mobili, oggettistica, verranno raccolti articoli per l'infanzia, biciclette, tutto quello che rientra nelle linee guida regionali e nel nostro regolamento. Quindi oggetti in buono stato che possono ritrovare una nuova vita. Oggetti in buono stato che possono essere riutilizzati e dando una sfumatura anche di solidarietà sociale a questo tipo di attività. Qualsiasi famiglia ha dei beni che sono ancora riutilizzabili può conferirli presso il nostro centro di riuso. Il lunedì dalle 14 alle 16 come orario di partenza il centro di riuso sarà aperto per il conferimento da parte dei residenti, ma sarà aperto anche per il prelievo a tutti i cittadini dei comuni contermini. E a Giuliano invece il 30° convegno del Centro Balducci, il primo senza il suo fondatore, ovvero Don Pierluigi Di Piazza, il tema l'incontro tra culture e religioni. Giampaolo Carbonetto, organizzatore del 30° convegno qui al Centro Balducci, oggi ultimo giorno al centro, il tema è un tema pregnante, l'ecumenismo, l'incontro delle religioni. E questa è una delle anime del Centro Balducci, in cui per necessità lo stare fuori dal Tempio diventa modo di vita, perché qua arriva gente di tutte le nazioni, sono quasi 60. Ognuno portava con sé le proprie abitudini, le proprie religioni e quindi bisognava riuscire in qualche modo a far convivere tutte queste persone. E Pierluigi Di Piazza ci è riuscito magnificamente, ma direi che le difficoltà più difficili da superare non siano state quelle all'interno del centro, ma quelle fuori dal centro. Il centro non è stato molto capito, è stato spesso osteggiato, e non soltanto per motivi politici, anche per motivi religiosi in definitiva, cioè l'inerzia con la quale ci si porta avanti portando con sé vecchi pregiudizi è una cosa difficilissima da rompere. Un'esposizione per raccontare il percorso artistico di Dora Bassi a 100 anni dalla nascita. La mostra è stata inaugurata oggi nella Galleria Spazzapanne di Gradisca di Sozzo. Oltre 30 opere tra dipinti e sculture per raccontare il percorso artistico di Dora Bassi nel centenario della nascita. La mostra Immagini e Parole, promossa e organizzata da ERPAC FVG con la collaborazione del comune di Gradisca di Sonzo, è stata inaugurata oggi nella Galleria Spazzapan, dove resterà fino al 27 novembre. Un omaggio doveroso a Dora Bassi, artista legata al territorio, la Galleria Spazzapan, con cui aveva esposto, aveva collaborato. Una grande donna, una personalità molto importante, e sempre con questo disegno di voler raccontare la vita in tutte le sue sfumature. Un'esposizione, Immagini e Parole, in cui le opere artistiche realizzate tra gli anni 50 e l'inizio del nuovo millennio si intrecciano con la scrittura di Dora Bassi. Ha voluto prendere soprattutto come punto di riferimento la sua attività non solo di pittrice ma anche di scrittrice, perché Dora Bassi è stata una scrittrice molto ricca. Punto d'approdo del percorso espositivo è la sala dedicata al ciclo pittorico La leggenda d'oro, che attinge alla vicenda di Sant'Orsola e alla tradizione del Carpaccio. Lei era rimasta molto affascinata dalla leggenda d'oro del Carpaccio, però lei ha voluto dare un'interpretazione un po' diversa proprio sulla figura di Sant'Orsola e della sua volontà di scegliere il proprio destino. Il Grande Stop, il documentario firmato dal giornalista Massimo Radina che racconta i 600 giorni di stop del calcio dilettante a causa della pandemia. Oggi la presentazione. Il Grande Stop, un documentario realizzato da Massimo Radina, sostenuto dal Consiglio regionale e dal Promoturismo per ricordare, tratteggiare in alcuni minuti di video quello che è successo nei 2 anni in cui il calcio dilettantistico è stato fermo a causa della pandemia. È un momento per recuperare quelle energie che ci hanno consentito e hanno consentito ai dirigenti, ai tecnici, ai calciatori, alle famiglie, a tutti i volontari che sono vicini a questo straordinario mondo del calcio dilettantistico, a ricordare insomma la forza che hanno avuto a resistere e a ripartire.
Il Covid ha segnato anche il movimento del calcio dilettanti, perché inevitabilmente qualche strascico è rimasto. A livello agonistico c'è stato il problema delle categorie affollate, la qualità che è stata messa in discussione, ci sono state anche polemiche e poi per un attimo anche soprattutto il problema della dispersione giovanile, con i giovani che smettevano, sceglievano altri sport. Ecco, ricompattare tutto è stato il grande impegno delle società, il grande obiettivo delle società, che devo dire ci sono riuscite. Torna questa sera alle 21, lo sapevo, la vincente quiz di Telefriuli che vede protagonista le Proloco del Friuli Venezia Giulia, in sfida Moimacco e Colloredo di Montalbano che nell'occasione presenteranno le loro iniziative in un inverno che anche per le Proloco si prospetta difficile in vista dei rincari di energia e materie prime. Appuntamento quindi alle 21, domani invece alle 9:30 ci sarà la diretta con la Mito Marathon sulle strade di Sacile e dintorni. Seconda tappa di un trittico iniziato lo scorso anno a Cividale che si concluderà ad Aquileia nel 2023. Sentiamo. Anche Sacile entra nel mito. Dopo l'edizione d'esordio svolta lo scorso anno a Cividale, sarà il Giardino della Serenissima, con i comuni vicini di Fontanafredda, Polcenigo e Caneva, a ospitare la seconda edizione della Mito Marathon, che animerà le strade del Friuli Occidentale domenica 2 ottobre. Oltre alla classica distanza, prevista anche una 10 km, una staffetta a 4 corridori su distanze diverse e una non competitiva, la Mito Eco Run, il cui ricavato andrà a sostegno del Canoa Club di Sacile dopo l'incendio della sede dei mesi scorsi. Abbiamo superato quota 200 runner nella maratona, che era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Ci sarà il ragazzo che lo scorso anno a Cividale aveva vinto la prima edizione del trittico, quindi vedremo se riuscirà a riconfermarsi. Ci sarà Anna Incerti che gareggerà nella 10 km e si è aggiunto all'ultimo anche Ruggero Pertile, 2 volte campione italiano di maratona, e soprattutto passeremo per il sito filetticolo di Palù di Livenza, che ci consente di continuare il filone UNESCO iniziato lo scorso anno a Cividale. Proseguiamo quest'anno e il prossimo anno, il 29 ottobre, saremo ad Aquileia. Presenti, oltre a molti campioni dello sport, anche gli amici di Diego, l'associazione di runner volontari che permettono a ragazzi disabili di prendere parte alle principali competizioni podistiche del Triveneto. L'attesa è tanta, diciamo che questa manifestazione coniuga, oltre ovviamente al suo carattere sportivo, anche la socialità, l'incontro e soprattutto la possibilità di conoscere e valorizzare il nostro territorio. La maratona sarà seguita dalle telecamere di Telefriuli e proposta in diretta domenica mattina a partire dalle 9:30. Bene, questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro buona serata a tutti, arrivederci.